I vari gradi, questi 3 gradi che la IAC ha codificato e che funzionano, perché è una classificazione che tra l'altro viene considerata come una classificazione di riferimento dal punto di vista scientifico dagli organi di sanità pubblica, che poi ci devono inserire sopra, prendendo in considerazione altri fattori, le decisioni pratiche. Allora la classificazione è: se la classificazione 1, quando si dice la sostanza è sicuramente, l'agente è sicuramente cancerogeno, come lei ha detto, il fumo, l'amianto, le radiazioni ionizzanti, è come se scattasse una luce rossa sulla piattaforma, è un segnale d'allarme, e lì generalmente quando c'è una luce rossa ci sono delle procedure specifiche che bisogna mettere in atto subito, il prima possibile. Okay. Nel caso dei cancerogeni, in effetti, cos'è? Si fa una legislazione per cercare di diminuire o, se è possibile, eliminare l'esposizione. È quello che si è fatto per il fumo, l'esposizione al fumo passivo, per il tabacco, la limitazione o l'eliminazione dell'amianto e tutto. La 2A? La 2A è qualche cosa che sta un pochino sotto, perché l'evidenza non è così cristallina e così solida. È come se ci fosse una luce gialla che si mette a lampeggiare, dicendo: state attenti, cercate di prendere dei provvedimenti che sono anche quelli specifici, ma ci avete un po' più di gradualità nel tempo e meno drasticità nel tipo dell'intervento. Tra questi il fumo di scarico diesel. Invece per la 2B, incluse le radiofrequenze, cosa si suggerisce? La 2B è come se si fosse, prima non c'era niente, il problema, il cambiamento che io ho percepito anche nella percezione dell'opinione pubblica rispetto a questo comunicato che viene fuori dalla IAC, dice: ah, ma la IAC ha classificato in 2B. In effetti fino adesso non c'era niente, si accende una luce gialla fissa, che è un segnale generico, voglio dire. Uno dice: vabbè, state attenti, se fossimo sulla piattaforma non si prenderebbero delle misure specifiche, magari si chiudono le porte, si dice al personale che non deve strettamente fare certe cose, state in stanza per il momento che vediamo che cosa c'è, voglio dire. E qui lo stesso, l'agenzia difatti non è casuale che nel comunicato stampa che ha emesso immediatamente dopo ci sono 2 righe finali che dicono: cercate di moderare l'utilizzazione e preferite le hands free, auricolari, eccetera. Adesso ci arriveremo alle precauzioni da adottare. Dottoressa Lagorio, chiedo invece al dottor Paolo Rossi, Ministro della Salute, di pazientare ancora un attimo. Dottoressa Lagorio, mi pare di poter dire, riassumendo quello che è emerso fino ad ora, che secondo lo studio Interphone non c'è nessuna tendenza all'aumento del rischio, in particolare per 2 tumori, uno del cervello, uno dell'apparato uditivo, che sono stati studiati approfonditamente, ma nel 10% di chi usava il cellulare in maniera intensa si è osservato un modesto ma significativo aumento del rischio relativo di glioma, che è uno di queste 2 neoplasie. Che cosa si intende per forti utilizzatori? Ma guardi, per forti utilizzatori in questo caso si intende semplicemente quella che in Interphone era la categoria estrema di ore cumulative d'uso o di altre variabili di esposizione, che vuol dire il numero quanto al giorno, totale di chiamate, eccetera. Per quanto riguarda la categoria estrema di numero di chiamate non si osservava nessun incremento di rischio, così come non c'era rischio per gli utilizzatori di più lunga durata, di 10 anni e più. Nel caso specifico era un insieme di persone che avevano dichiarato o un numero molto elevato di telefonate effettuate, medie giornaliere, o media giornaliera che si aggira elevata. Su quale durata, dottoressa Lagorio? Come dice? Su quale durata di media giornaliera? Variabile, perché queste ore cumulative d'uso si calcolavano moltiplicando per ciascuno il numero di chiamate totali effettuate nella vita, per la durata media delle chiamate, per il numero di anni in cui avevano usato il cellulare. E quindi diciamo che oltre il 50% di queste persone avevano usato il cellulare per meno di 10 anni. Una cosa che volevo... Aspetti, mi faccia introdurre Paolo Rossi, che collabora da anni col Ministero della Salute, si occupa proprio della protezione. Si occupa proprio della protezione delle radiazioni. Dottor Paolo Rossi, buongiorno. Vorrei chiederle che cosa farete, ad esempio, rispetto al richiamo del Consiglio d'Europa.
Ma dunque, intanto mi lasci dire che il Ministero della Salute da molti anni segue con estrema attenzione il problema dei campi elettromagnetici. Proprio insieme all'Istituto Superiore di Sanità ha avviato qualche anno fa un progetto esclusivamente di comunicazione, perché sul settore specifico dei campi elettromagnetici, come ha dimostrato anche la telefonata della radioascoltatrice, che ne stiamo ricevendo tantissime, però mi pare importante dare spazio a voi. Io lo definirei proprio un immenso gap di capacità comunicativa da parte delle istituzioni scientifiche, ma anche delle istituzioni in sé, perché sui campi elettromagnetici vi è in realtà un vastissimo patrimonio di conoscenze che, è vero, come dice il professore affermato poco fa, ancora risultano nel loro insieme poco conclusive, ma in realtà sempre nel loro insieme sono estremamente informative, almeno a dirci che anche qualora esista un problema, un fattore di rischio, questo fattore di rischio sarebbe comunque molto piccolo. Ecco, anche tutto questo continuare a studiare, a fare studi sempre più raffinati, è proprio indice del fatto che stiamo andando a cercare un po', come potremmo dire, il pelo nell'uovo. Ma insomma, a me sembra opportuno cercare il pelo nell'uovo in questo campo. No, Paolo Rossi, lei mi deve rispondere, scusi, su che cosa succederà, per quanto può dirci naturalmente, a seguito del richiamo del Consiglio d'Europa, se succederà qualcosa, e sul fatto che questo allarme, diciamo così, invito alla cautela, alla precauzione, ad un uso molto, come dire, limitato, meglio gli SMS che non parlare con l'apparecchio naturalmente vicino all'orecchio, meglio gli auricolari, riguarda i minori. Allora uno potrebbe pensare, no, la vulgata potrebbe pensare che dipende dal fatto che c'è la corteccia cerebrale più piccola, eccetera. Invece, da quello che ci ha spiegato lei, questo dipende dal fatto che un minore per tutta la sua esistenza sarà esposto a questo tipo di radiofrequenze, mentre invece per quanto riguarda me, per esempio, per i primi 20 anni della mia vita questo è capitato molto meno. Esatto. Allora, per quanto riguarda il Consiglio d'Europa, il Ministero della Salute, il Ministro Fazio ha proprio all'indomani del comunicato dello IARC investito della tematica il Consiglio Superiore di Sanità, ecco, che come sapete è il massimo organo consultivo del Ministero. Quindi il Consiglio Superiore di Sanità si riunirà a breve per affrontare la tematica e valutare, diciamo, eventualmente proporre se il Ministero della Salute deve o non deve, in questa condizione ancora così piuttosto evanescente da un punto di vista di evidenze. Mi lasci dire una battuta: tra gli agenti classificati nel gruppo 1 c'è anche la luce solare, la radiazione solare nel suo insieme, e i lettini abbronzanti, eppure non lettini e lampade abbronzanti, eppure su questo genere di attrezzatura ancora le iniziative fanno. Ma infatti sono state appena, diciamo, riregolamentati i lettini abbronzanti. Esatto. Mi conferma quello che dicevo per quanto riguarda i minori? Sì, le confermo che eventualmente la cautela da adottare nei confronti dei minori non deriva dal fatto che vi sia una qualche evidenza scientifica solida di una maggiore suscettibilità eventuale da parte dei minori a potenziali rischi che non sono ad oggi conosciuti, perché lo studio Interpol mette in evidenza questa associazione statistica in questa categoria di frequenti, forti, pesanti utilizzatori, ma dobbiamo anche ricordare che da un punto di vista di studi su animali e soprattutto da un punto di vista di possibili meccanismi di interazione, le conoscenze sono assolutamente indietro, non c'è nessuna indicazione convincente. E infatti torniamo per cui da Susanna Lagorio e da Rodolfo Saracci. Susanna Lagorio, naturalmente noi abbiamo invitato vari produttori di telefonini, non è stato possibile per loro partecipare, però mi sembra giusto riferire la posizione dell'associazione che li riunisce, la telefonia mobile del mondo, e che ritiene che gli attuali standard di sicurezza siano sufficienti. Chi li definisce, dottoressa Lagorio, questi standard? Guardi, gli standard di sicurezza sono definiti da organismi indipendenti, di esperti, di scienziati, accreditati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono due organizzazioni, l'ICNIRP e sono gli standard che adottiamo in tutta Europa, anche in Italia, su indicazione dell'Unione Europea, e poi la IEEE,
che promulga standard adottati nel Nord America, Canada e Stati Uniti. Vengono rivisti continuamente, naturalmente, perché se pensiamo non so, ai cellulari di 5-6 anni fa erano profondamente diversi, forse era una questione di suggestione, però hanno potenze di emissione sempre più basse, l'UMTS per esempio, e così è stato per i telefoni di seconda generazione, quelli che usavano i sistemi GSM, comportavano cessioni di energia inferiori ai primi introdotti sul mercato. Naturalmente lei tra le precauzioni che indica sempre è quello di utilizzare questi che sono, diciamo, a minore impatto energetico, se ho capito bene. Professor Saracci, torno da lei, dallo IARC, e le voglio chiedere, diciamo, la domanda finale è questa. In qualche modo quello che noi abbiamo detto è che c'è necessità di maggiori studi, no? Di maggiori studi che si stanno facendo, che completeranno il quadro, che forse non potrà mai essere davvero completato, ma insomma certamente più perfezionato. Io però le devo chiedere qual è la tendenza degli studi che si stanno accumulando, cioè è una tendenza che va verso una possibile relazione o una invece non possibile relazione tra l'utilizzo dei telefoni cellulari e il rischio di contrarre delle malattie? Poi peraltro finora si è studiato alcune di queste malattie, non tutte. Saracci, siamo vicini alla chiusura, per cui lei mi chiede di guardare nella sfera di cristallo. No, le chiedo di dirci com'è, lei è uno scienziato, io non lo sono, di com'è la tendenza, appunto. Quello che sì, ma la tendenza può voler dire, che che estrapolandola al futuro il cumulo dei risultati andrà in una direzione piuttosto che un'altra. In questo senso le ho risposto, mi chiede di vedere nella cosa di cristallo. No, quello che posso dire è che gli studi che ci sono in corso e che effettivamente dovrebbero portare ulteriore informazione, diceva il dottor Rossi prima, andiamo a vedere degli effetti che probabilmente, se ci sono certamente non sono degli effetti come quelli del fumo di tabacco o delle radiazioni ionizzanti. Il problema è che questa è una tecnologia, a cui praticamente tra poco sarà esposto tutte le persone che vengono al mondo. 5 miliardi di cellulari ci sono nel mondo. Che cominciano a essere potenzialmente esposti da quando sono bambini. Sì. C'è un punto che tra l'altro che non è solo la lunghezza del coso, che anche l'assorbimento di energia nella testa dei bambini, è diverso da quello che avviene nella testa, cioè per le configurazione anatomica del cranio, c'è una deposizione che può essere più elevata. C'è uno studio fatto che è in corso proprio sui giovani sotto i 15 anni. Questo è interessante anche dirlo. Io mi dispiace, le devo togliere la parola, sente la sigla, abbiamo ricevuto tantissime telefonate sull'argomento, certamente torneremo. Grazie anche a Antonello Piergentini, appuntamento a domani da Ilaria Sotis, buona giornata. Avete ascoltato La Radio ne parla, in redazione Francesca De Carolis, Maria Teresa Bisogno, Alba Arcuri, Elena Paba, Luca Conti, Angela Bovi. Per contattarci scrivete alla radioneparla @rai.it o chiamate il numero verde 800 055 103.